Allora, normativa che agevola sempre più le strutture agrituristiche, ampliando quindi le possibilità anche di avere posti illimitati, Certo. servire anche quelli che servono cioè, bevande, le cantine vitivinicole possono Certo. servire pietanze e così via. E quindi una forma ineluttabile di concorrenza, non a pari condizioni, con le strutture invece di ricettività che sono le trattorie, invece sono i ristoranti. Ma anche gli alberghi, E gli alberghi stessi. stessi sono, mi scusi se l'ho No, no, interrotta, no, ma scherzo. anche gli alberghi perché evidentemente 60 posti letto, 100 posti letto e in una struttura di agriturismo, se mi consente, è un albergo in sostanza, Sì. non è più un'azienda agricola. Ma vorrei ricordare che neanche nella legge precedente cioè gli agriturismo potevano somministrare fino a 12.500 pasti all'anno, cioè 80 pasti al giorno, 12.500 pasti all'anno, cioè, ci sono trattorie e ristoranti che metterebbero la firma per avere un successo di questo tipo. 12.500 pasti all'anno significano 400-500 mila euro di fatturato. 1.200 aziende agrituristiche che sono sorte negli ultimi anni, basta fare una moltiplicazione, sono quasi 6 miliardi, una cosa del genere, di fatturato potenziale. Certo. Cioè, quindi quando ci dicono ma rappresenta l'1% del turismo, sì, può darsi che rappresenti l'1% del turismo internazionale, ma il turismo è fatto anche da turismo domestico, è fatto anche da turismo domenicale, delle famiglie delle persone che vogliono giustamente andare, trovare, assaggiare delle cose nuove. Ma questa legge veramente, spero rimanga una proposta e non si concretizzi con una legge. Volevo chiedere, la proposta come nasce e da che tipo di istanza, che ragione viene ad avere? Perché c'è sempre una... Guardi, ha nominato prima lei, questa legge non riguarda solo l'ititurismo e l'agriturismo, riguarda addirittura le cantine sociali, cioè una cantina sociale che vende vino è titolata a somministrare alimenti, un oleoficio è titolato a un caseificio, cioè, quindi significa che c'è un'inflazione dell'enogastronomia. Tutto questo può andare bene. Può andare bene, noi non contestiamo la liberalizzazione selvaggia, anche se riteniamo che sia un danno per la società, perché questa liberalizzazione così tanto conclamata, proclamata, applicata dall'allora Bersani, eccetera, non ha prodotto nessun beneficio per i consumatori, perché a lei risulta forse che i prezzi siano calati, no, che i servizi siano migliorati? Direi proprio di no. Ma comunque ci sta, c'è la liberalizzazione. Noi pretendiamo che questa liberalizzazione avvenga a parità di condizioni. Non è più possibile combattere con le forche, a proposito di forconi eccetera, contro i bazooka. Allora o tutti hanno le forche o tutti hanno i bazooka, questo è il senso del discorso. 12.500 pasti avevano con l'ultima legge, adesso li hanno liberalizzati. Quindi vuol dire qual è l'azienda agricola, un'azienda agricola che sia in grado con la propria produzione di soddisfare 12.500 pasti? Ma noi abbiamo il 50% della produzione, il 65% della produzione. Cosa vuoi produrre? Cosa vuoi produrre del 65% di 12.000 con la vecchia legge? Adesso ne potrei fare 30.000 pasti. Tutto questo mi sembra che che non sia a vantaggio neanche poi degli agricoltori stessi. Va ricordato, comunque va evidenziato, e noi come categoria e come sindacato lo faremo, e non è una minaccia e non è un ricatto assolutamente, però non è più possibile
che quando ci sono le elezioni questi nostri amministratori intervengono nelle nostre assemblee vendendoci delle promesse che poi non mantengono, ma non solo non mantengono, perché nessuno chiede nulla, cioè né i commercianti né i pubblici esercizi hanno mai, né i ristoratori né gli albergatori hanno mai chiesto dei favori, hanno sempre chiesto di poter lavorare con le stesse regole. Sarà opportuno che chi sostiene questa legge gli venga riconosciuto il titolo, il merito di averla proposta, se di merito si tratta. Se non è un merito, bisogna anche allora dire che il demerito di questa legge è del signor Antonio piuttosto che Tizio, piuttosto che Caio. Su questa cosa io mi impegno, anche se penso che forse il mio sindacato non ne sarà molto contento, ma a titolo personale mi impegno che comunque farò una bella pubblicità, perché non è più possibile. Noi pretendiamo, ripeto, la nostra base pretende di poter lavorare alle stesse condizioni, non ci devono essere favoritismi. La concorrenza c'è, la liberalizzazione c'è, ma deve essere liberalizzazione leale, concorrenza leale, non sleale. Questo è quello che sostiene la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, questo è quello che sostiene, penso, anche la Confcommercio. Quindi è bene che anche la categoria faccia la voce grossa a questo punto per tutelare i propri iscritti, come richiedono tante volte, no? Che le associazioni di categoria devono a questo punto nella crisi farsi sentire. Bisogna farsi sentire. È una guerra tra poveri, però su questo possono aiutarci molto e soprattutto i nostri clienti. Il presidente Dazzo ha usato una parola che è una parola molto molto importante, ha detto enogastronomia. Enogastronomia è una parola impegnativa per un ristoratore, per chi vuole preparare qualche cosa di importante, c'è dentro servizio, c'è cultura, c'è tradizione. Questa legge ha una foglia di fico, che non parla ovviamente di prodotti enogastronomici, ma di pasti, virgola, c'è un grande emendamento, spuntini, i nostri cicchetti insomma, e bevande. Quindi se non altro il pudore di non parlare di enogastronomia. Però ecco, questa è una cosa sulla quale bisogna che riflettiamo insieme con i nostri ascoltatori, con i nostri clienti. Attenzione, perché c'è una grandissima differenza tra l'andare a mangiare un pasto, uno spuntino, certo, che è una cosa ovviamente legittima, però stiamo mangiando qualche cosa. Può essere una cosa surgelata, potrebbe anche essere, come viene nei bar, potrebbe essere anche quel 30. Ti interrompo, su questo hai fatto bene, perché poi mi piace pensare che, l'ho detto all'inizio della trasmissione, l'agroalimentare è un'eccellenza, l'enogastronomia è la trasformazione dell'agroalimentare. Mi piace pensare che l'agroalimentare è un po' come un vocabolario dove ci sono dentro le parole, no? La poesia che usa quelle parole è un'altra cosa, la prosa è un'altra cosa, l'enogastronomia è un'altra cosa rispetto all'agroalimentare. Cioè noi esercenti facciamo enogastronomia, quindi facciamo poesia, creiamo sensazioni, cultura, eccetera. Parlando di pasti, noi già adesso soddisfiamo un bisogno primario che è il pasto. Ricordo che mediamente nelle nostre trattorie, nei nostri ristoranti, a pranzo noi serviamo il servizio alternativo di mensa aziendale, cioè tutti quegli avventori che si presentano con i buoni pasto, e mediamente un buono pasto, cioè un pasto completo, viene a costare all'azienda che fornisce, eccetera, viene a costare attorno ai 12, 13, 14 euro. Con 14 euro uno mangia un primo piatto, un secondo con contorno, il pane, la bibita è a parte, servita al tavolo o al self-service. E posso assicurare, e chi ci sta ascoltando lo sa, perché penso che ne useranno anche loro molti di questi buoni pasto, posso assicurare che un edile o anche un impiegato che usi questo buono pasto tutti i giorni è altrettanto esigente come quando va a mangiare al sabato o la domenica per trovare delle sensazioni. Quindi voglio dire, un cliente che viene tutti i giorni ad usare un buono pasto a 12-14 euro è comunque un prezzo, se mi consentite, molto basso per la qualità che sta mangiando, che sta
a cui viene somministrato questo pasto. Noi stiamo già assolvendo una funzione sociale, che è l'assunzione di mensa. Stiamo già assolvendo in maniera egregia. È evidente che poi il venerdì, il sabato, la domenica, quando l'avventore vorrà non solo mangiare, ma vorrà trovare delle sensazioni, non gli è più sufficiente il pasto, il cibo, vuole trovare la piacevolezza dell'ambiente, il piatto in ceramica, i fiori sulle tavole, serviti in una certa maniera, il vino. È evidente che dovremmo praticare un prezzo molto elevato. Forse il mercato adesso non è più propenso a spendere questi prezzi. Quindi paragonare i prezzi del venerdì, del sabato e della domenica con i prezzi degli agriturismo non va assolutamente bene, perché non è la stessa cosa, non è la stessa sensazione. Non so. Sì. Allora, adesso ci sono diversi messaggi. Gli agriturismi purtroppo con questa crisi, liberalizzarli, allora tardi, le cooperative comuniste paghino le tasse al 70% come gli altri, non al 7% con l'alibi degli altri, va bene. Quindi dopo è arrivato un altro messaggio che dice relativamente ai matrimoni che vengono fatti negli agriturismi servendo ananas e altri prodotti che non sono del territorio, insomma c'è un po' di dissenso nei confronti di questi provvedimenti per chi opera nel settore, che probabilmente ci sta anche ascoltando, visto l'ora. Quello che dice il Presidente è congruo, è vero, bisogna fare sempre però i conti poi naturalmente con quello che lei diceva, appunto, il consumatore, che in questo momento ha grosse difficoltà. Allora forse si vogliono avvantaggiare i consumatori dando un'opportunità di magari mangiare fuori, consumare anche uno spuntino, però nel contempo non ci si rende conto. Ma guardi, mi scusi, anche questo è un mito da sfidare, perché ormai portiamo gli esempi delle eccellenze venete, degli stellati, i ristoranti stellati, dove mediamente fino a poco tempo fa si spendevano 200 euro, 150 euro con molta facilità per fare un pasto, non per fare un pasto, per provare un'esperienza. Degustare, insomma. Per provare un'esperienza. Indubbiamente la crisi ha fatto sì che non tutti ormai siano, o comunque un numero non sufficiente a mantenere gli stellati, possano continuare Gli stellati chiaramente hanno capito cosa hanno fatto, si sono adeguati, stanno creando dei menù, hanno creato dei menù di degustazione, dei menù meno importanti, ma non meno importanti sotto l'aspetto quantitativo, ma non qualitativo, cioè comunque vi è una grossa professionalità che viene espressa e che comunque costa, ma noi troviamo già adesso ambienti che offrono dei pranzi di lavoro a 50-60 euro, dove prima ne costavano 200. Ambienti dove non serve più ordinare la bottiglia, ma si può ordinare il calice di vino, ma un vino millesimato, un vino che una bottiglia potrebbe costare 100 euro, un bicchiere magari ne costa 10 e uno può comunque trovare la piacevolezza, il piacere di bere bene, magari un po' meno, o di mangiare comunque meno. Cioè, quindi diciamo che la professionalità dei pubblici esercizi, sia questi, io ho portato gli stellati perché sono i più evidenti, ma comunque tutti i ristoratori stanno in qualche maniera cercando di aiutare a superare questa crisi per accontentare i clienti, gli avventori, perché ricordiamoci che i clienti sono la nostra ricchezza, non è che trattando male la gente poi possiamo dire siamo bravi. Noi siamo bravi se abbiamo i locali pieni di gente, siamo bravi se soddisfiamo il cliente, se il cliente va via e rimane felice, contento e torna. Questa è la capacità del pubblico esercizio. Certo che risulta difficile praticare queste cose quando 100 metri più in là, 1 chilometro più in là, con uno specchietto per allodole, del percorso culturale, non si sa che percorso, perché poi ne ho visitati alcuni di questi agriturismo e devo dire, forse sono stato sfortunato, ma magari se il signor
Scaramuzza di Terra Nostra, che è il rappresentante di pubblici esercizi, vuole darmi un elenco degli agriturismo veri, perché quelli che io ho visitato di agriturismo avevano veramente poco. Ora, sono d'accordo magari con Scaramuzza che anche nei nostri ristoranti ci sono dei ristoratori che non sono proprio ristoratori, ma insomma, però quantomeno quello che noi invochiamo è che se diritto al lavoro deve essere, il diritto al lavoro deve essere per tutti e, ripeto, le regole devono essere uguali per tutti. Chiaro. Allora andiamo subito in pubblicità, che siamo in ritardo sui tempi, poi ritorniamo ancora insieme.